La Guardia di Finanza di Padova ha denunciato per peculato un amministratore di sostegno accusato di essersi appropriato indebitamente di circa 500.000 euro appartenenti a 19 persone, per la maggior parte anziane e residenti nelle province di Padova e Vicenza. Le indagini, condotte dal gruppo della Guardia di Finanza di Padova e coordinate dalla Procura della Repubblica, sono partite nel 2021 e si sono concluse nel 2024. Paradossalmente, a far scattare gli accertamenti è stata una denuncia presentata dallo stesso amministratore, che aveva riferito di essere rimasto vittima di una truffa legata a investimenti in criptovalute. Gli approfondimenti finanziari successivi hanno invece rilevato prelievi di contante e bonifici sospetti dai conti degli assistiti. Su disposizione della Procura è stato eseguito un sequestro preventivo d'urgenza per un valore pari al profitto del reato, poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova. All'uomo sono stati revocati gli incarichi tutelari e i tribunali di Padova e Vicenza hanno già nominato nuovi amministratori di sostegno per le persone coinvolte.